La gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. La gente come noi, la gente come noi non molla mai. Siamo davanti a Luca Castellazzi insieme a un gruppo di persone che sono qui per una fiaccolata a sostegno del medico Riccardo Szumski. Sì, noi della lista Consigliare Vivere Bene a Santa Lucia abbiamo valutato che in questo momento storico molto particolare, molto divisivo, molto spesso divisioni imposte e decretate per legge, fosse il caso di avanzare una manifestazione di condivisione e solidarietà anche con la maggioranza del Paese, quindi opposizione e maggioranza unite, per manifestare solidarietà e vicinanza a un medico, dottor Szumski, che ha sempre garantito professionalità e coraggio in questo momento molto difficile di fenomeno pandemico. Quindi siamo qua questa sera per fare una passeggiata simbolica che sarà molto importante e vogliamo trasmettere alla cittadinanza un messaggio positivo e costruttivo e di coraggio e di fiducia in un momento molto molto difficile. Sì, nonostante il tempo non fosse dei migliori e il clima non abbia molto favorito, c'è una buona affluenza e la partecipazione, il numero è ampia. Il percorso sarà qui a Santa Lucia di Piave, partenza dal Parco Fiera e faremo il tragitto via Mazzini, via Dante per arrivare davanti al municipio e giungere fino all'ambulatorio, in prossimità dell'ambulatorio del medico Szumski, e poi si farà un rientro presso appunto il Campo Fiera. Con il vice sindaco Luca Bellotto anche la giunta ha approvato questa passeggiata in favore del sindaco. Certo, quando ci è arrivata la telefonata da parte dei consiglieri di opposizione, soprattutto da Luca Castellazzi, abbiamo accolto con piacere, abbiamo autorizzato subito la manifestazione perché il sindaco, ma in questo caso è il medico di base con più di 2000 mutuati, che viene destituito senza neanche dare un preavviso, dare delle motivazioni ufficiali a mezzo stampa, quindi noi ci siamo preoccupati principalmente per i nostri cittadini che rimangono potenzialmente senza un medico, e un medico, devo dire, non parlo perché sono il suo vice sindaco, ma parlo perché ho visto come lavora, conosco come lavora, che è presente al fianco da sempre dei suoi assistiti, quindi non li lascia mai soli, e quindi invece che essere premiato è stato insomma condannato, quindi questo qua è un segnale comunque importante che la minoranza, che da sempre è stata insomma non favorevole, non ha mai appoggiato l'amministrazione, ma riconosce che il medico e la persona come medico ha un valore per la comunità, quindi questo è un messaggio di unione secondo noi di cittadini, e questa è la cosa importante. Duro come me, vengono le lacrime. Grazie. Una grande emozione, sindaco, questa sera, una grande dimostrazione. Sì, no, non ho parole veramente, non so, c'è poco da dire, non so cosa dire veramente.
una parola non mi viene, ringrazio, c'è gente che ho curato, c'è gente che non ho curato, se non altro il riconoscimento che io, radiato, ho fatto sempre il mio dovere, questo sì.